Ciao Aiu, spero di stare in diretta perché praticamente si è scassato il computer e quindi sono tornato al computer e quindi pure se mi volete sta avendo proprio faccione è normale perché io tengo portatile, la tengo la telecamera schiattata in faccia, mi dispiace che dovete vedere questo spettacolo un po' brutto del mio faccione bello in diretta, spero pure che mi sentite, fatemi sapere perché è importante se mi sentite e mi vedete perché tengo su computer di mia moglie, un computer che era rotto e l'hanno praticamente l'ha resuscitato, quindi fatemi sapere, vado subito a vedere nei commenti se è tutto a posto. Già ci scriveva che stavate già parecchi di voi nei commenti, visto che c'è sta Luca Delandro che lo voglio salutare, ti saluto, mi c'è per carità, Luca, ti saluto, un grandissimo Luca. Voglio bene a Luca pure perché sempre che commenta, mette mi piace, condivide i video. Sei un grande Luca. Allora, invece voglio salutare, già ci sta Giuseppe Pesta la merda, cioè bellissima, a me mi fa morire, quando leggo un uomo se lo chiamo fa morire. Grande Giuseppe, poi Salvatore Bellini, che la prima volta ha fatto un po' più ambresse, 21 e 31, di solito kill Salvatore viene sempre avuto di 10, invece stasera c'è Raffaella De Fazio, Raffaella, ti mando un grande bacio, Raffaella De Fazio, poi è di Bolzano, ci è venuta a trovare qua a Napoli la settimana scorsa, e siamo stati un pomeriggio insieme, ci siamo divertiti, abbiamo portato a fare un bello giro, ci siamo scesi perché praticamente abbiamo fatto una camminata per incredibile, la Rocca mi ha giocato di scarpe, sono uscito proprio i galbanini, di scarpe, poi mi facevano proprio i piedi, perché ho camminato tantissimo e quindi sto sentendo proprio mamma e sorella che stanno parlando nel sottofondo poi a chi mi salutare più Valerio Mazzella, Carmen Minerva, Pasquale Frattini grandissimo, dice sta più Salvatore Romano, Giorgio Bradice, Francesco Peruzzi, poi c'è sta Scherda 85, Facino Maresimo Manga Coccru, Mattia Sepe, poi ci sta Giocondo Di Castro, stasera stanno proprio a completo, c'è anche solo Gesù Cristo il misericordio e poi la formazione è completa, siamo i soliti 30, eccolo qua, la saluto tutti quanti. Allora, niente, io faccio già, mo oggi non di mangiare, quindi se c'è il singhiozzo è normale, è normalissimo perché mo immagino di strafugare e ovviamente faccio sempre da lunedì, perché pare fatto apposta, ti torno a poco ogni 7, 7 e mezzo mi vecchi, io lunedì vado un culo perché torna sempre tardi, succede sempre qualche cazzo, qualcosa, e faccio sempre tardi. Comunque, voglio dire che state scrivendo. Adesso, Carmen Minerva, uomo pare notte, mi pare notte di Capodanno, ma sto anni secondi, vabbè questi sono commenti vecchi, ovviamente leggo sempre i commenti di 20 anni fa, prima si ci sta occato, Giuseppe Messa la merda o è ultra abbronzato o è timido. Ah, perché ti riferisci al mio colore? No, fortunatamente sono abbronzato perché tu quando dici ma che fai il lampo, ma si chiude a mare, no, ancora c'è a mare, il lampo non mi faccio perché mi faccio il lampo, e che no, mi vedo solo fuori il balcone, nessuno ci crede, smettono a ridere quando gli si fa, però io tutti i giorni, io se ho un po' di tempo, mi dedico, mi metto fuori un balcone, mica ci stanno uscire solo, mi metto là fuori casa giulello perché la lavo mare, faccio grillere, perché mi virà fuori ci stai, poi metto a parte la già così, mi schiatto, mezz'ora, e buonanotte, mezzo 2 ore, e stiamo a postare con l'ambito sparagni e comparisci. Intervista al tubo, questo nome cambia mi è nuovo, intervista mi saluta, io lo saluto pure a lui, grande Frank, il suo Frank Soccerrone, dopo gli giuro a te che sei nuovo, giusto per mettere le cose in chiaro. Poi ci stai più. No, niente, sono bloccati i commenti, come al solito, vabbè. Comunque, vabbè, spero che mi sentite, perché ancora mi rispondo un po' a questo fatto che se mi sentite e se mi vedete, perché da questo computer nuovo, quindi praticamente tengo un computer di mia moglie vecchio, che si è scassato lo schermo, perché mi pare che caretta, oh no, mi pare che addirittura un caretta, si è scassato così, bello buono, si spacca lo schermo, senza caretta, precedente proprio unico, e praticamente un computer questo qua, però funziona, si è rotto lo schermo ma funziona, la gioco collegata allo schermo, c'è una televisione amica, che io praticamente prima, forse è una budella, però praticamente io tengo un computer fisso collegato alla televisione, che mi fa sia da televisione che da monitor. Quindi boh, il computer, vabbè, sto piano, non mi capo di occhi, se non ma comunque tengo portatile e portatile è collegato allo schermo del computer. Quindi praticamente sono veramente per un mongoloid, su tutti i computer, che sono proprio così. Pure spiegare, è troppo grande, deve fare una fotografia per fare come sto combinato vicino a questo.
perché purtroppo il computer mio, come già vi dicevo nelle volte precedenti, purtroppo è nucesse, e voglio dire, è partito, penso che è partito malamente, però l'ha già pungiato, perché ne esiste, ne esiste, voglio fare proprio, voglio fare sempre suscitare, mi dispiace con bandura, pur che vengono lì, quindi non vorrei comprare computer nuovi, però posso stare già pure a questo come cioè sono un po' scomodo, però mi posso anche arrangiare. Niente, volessi leggere un commento nuovo, però ma comunque fa già piacere che sta Giuseppe Pessa la merda, che già veramente sta spaccando male. A proposito di Giuseppe Pessa la merda, c'è stato una merda, mi pare un paio di anni fa, purtroppo una merda si sa perché io poi già ho fatto il discorso, ho fatto tre merda, si sono toast, si sono merda toast, questo è un discorso fa un po' schifo, okay? Però, per far capire, si sono toast, non fa niente, puoi scammazza perché non succede, e se sono molle, purtroppo io, o sei nelle vicinanze di qualche pozzanghera o qualche prato verde, oppure la stanno e pratella in terra, da dove puoi cascare, oppure se no voglio, è una cosa molto brutta, quelle le persone che porta fortuna questa cosa, io non so, ma che fortuna si non ha finito a me, non l'ho mai capito. Comunque, questo è perché perché Giuseppe Pestana a me che mi è venuto su. Comunque niente, io questi leggevo come industria, però purtroppo voglio, purtroppo qualunque sia il computer che uso, comunque è sempre cesso. Ah, boh. Vorrei che commenti dice Luca Delandro dice c'è raccontaci una barzelletta oppure qualche momento vissuto in prima persona anche se raccontato sembra una barzelletta. No, di barzelletta lui mi sta raccontato, sono l'unico, penso che a Napoli non sta raccontando di barzelletta. Posso raccontare con fatto lui, però non me ne ammetto, sinceramente è un po' in generale, mi sta venendo a mente qualcosa da raccontare. Niente, no, mi spiace che i commenti sono sempre questi qua. Comunque, io posso dire nel frattempo che, vabbè, ovviamente dopo ci sarà Pitbull come sempre, e Paolo, poi sono partiti i commenti, no. Allora, qui sta pure Kreshnik Aliai. Ciao Kreshnik, grande. Kreshnik è un ragazzo dell'Albania che ci segue dalla Puglia. Ogni tanto ci segue, non sempre, però ci fa sempre piacere che ci sta. Giusto. Just Sin, vabbè, sta faccia, lo faccio, ma mi dispiace, è l'unica cosa che sono riuscito a fare stasera. Non mettevo, addirittura paura che non riuscivo a fare live per mezzo del cambio di computer. Miriam Ferrigno, come stai Nire? Ma non sto unito, sto abbronzato, ma io no, un po' marrone, un po' un colore un po' particolare, un po' quando si mettono a fare, quel colore là, quel marrone cacca, appunto. Mattia sì, per Fabio, non ti riconosco con la visuale così, infatti è strano pure per me, perché mi sono visto pure io a Gitto, ma non, cioè, è un po' brutto, perché ora sono abituato a, cioè, a muovere un po' più lontano, però calcio fa, voglio, quello purtroppo che sia, finché sa con il computer era già aranciano poco. Adesso, Manuel Sepe, oggi dopo 15 puntate riesco a vedermi la tua live. Azza, Manuel Sepe, perché ne mai visto una... Ah no, chi è Mattia Sepe. Quindi ma che siete frate tu e Mattia, non lo so. Perché di solito, no, perché del come chi sta sempre qua, Mattia Sepe, che ero confuso, invece tu sei Manuel Sepe, era giù. Vabbè, ma tu non si pezza niente, ne preoccupi, il live nostro sono cose molto amichevoli, niente di speciale. Sempre che li prenda persone, stiamo a parlare, c'è sta Giuseppe Pessalammerito, c'è sta Pasquale Frattini, c'è sta Raffaella De Pati, sta giornata c'è sta prima a memoria, Salvatore Bellini, sempre esiste. Nemesis mi saluta, 1988 Nemesis, io la saluto con lei, sta pure Sasi Troise, voi grande, ciao Sasi, grandissimo. E Redbull, poi soprattutto a di come stanno belli di Fabri, ma che si usa un marocchino perché dovevi tutto lì, no, magari, ma se stasera quando si fate la bronza tu, cazzo. Luca Delando, grazie cielo, tu sei mitico, comunque le ha accunciato buono PC, se vede se sente. Ah, no, io non l'ho già accunciato, visto che mi ha molto, praticamente siamo sotto, siamo in Ducez, perché non lo usavamo, però al male estremi rimedi l'ha giocato per forza. Allora, Raffaella De Faccio, bellissimo pomeriggio abbiamo passato insieme, è vero. Con Raffaella De Faccio ci abbiamo fatto fare un giro. Peccato solamente, Raffaele, che mi sono pentito che non si vedeva il Vesuvio, perché quel giorno ci si vedono pochi nuvole, ma se mi dico questa cosa ti faccio un po' male, però devi sapere che oggi, per esempio, se arrivo troppo bello Vesuvio. Oggi, per esempio, è una giornata soleggiata, e se arrivo proprio buono proprio. Infatti, ci pensare cittadino proprio oggi la si muta così e sapremo essere quando si muti non sapremo pure se vi lascia il cimino quello là nanzi che purtroppo non lo faceva vedere bene però come ci siamo fatti un bel pomeriggio insieme ci hanno fatto una bella camminata si muta a
addirittura i pastori di San Gregorio Armeno o mese di maggio, che è veramente una cosa assurda, però è meglio così, perché di solito, come io ti dissi, quello arrivano tutti quanti a dicembre, e ci stanno un top budel, praticamente senza di manco un cazzo. Invece qua siamo con lui, bellissimo, a vedere questi pastori, una cosa, è stato un bel momento. Poi a borse di in rosa, ci volevano in rosa, abbiamo salutato, poi il resto tu lo sai. E non vedo l'ora che ci ne troviamo un'altra volta, Raffaele, quando voi stiamo a Napoli, io penso che tu verrai presto, anzi se viene per essere un mese di agosto, poi ci facciamo un po' bagno, quindi ti invito a venire in questi mesi qua dove possiamo andare pure al mare magari. Allora, Luca Channel, ciao, ciao Luca, Giocondo di Castro, Fabrizio, lo sai che ce l'ho fatta stasera, mi hanno riconosciuto la partnership, sono molto contento, Giocondo, veramente sono molto contento, me lo stavi dicendo già da un po' di tempo e sono contento di questa cosa, è sempre bello ricevere la partnership da parte di YouTube, abbiamo dovuto aspettare 3 anni per far ricevere un cacchirazza da morta e poi l'abbiamo ricevuta finalmente, proprio quando avevamo perso le speranze, ti ricordi, oramai prima che tutto quanto la vivono e noi a città Pozzi e cose non la possiamo ottenere, invece poi l'abbiamo ottenuto fortunatamente e siamo qui. È un anno che ce l'abbiamo la partecipazione, non è che chissà quando viene. Allora, Giuseppe Pessa la merda, si vede e si sente bene, meno male. Federico Dorsi, ciao, ciao Federico, non mi ricordo di forse la prima live che sei qui con noi, secondo me, perché non mi ricordo. Vedi, adesso volevo vedere una cosa, ma è riuscito, aspettate un attimo, sono proprio scomodo, sto proprio spazzato stasera, mi sto fatto un video nuovo. Allora, ta. Adesso mi manco cazzo, eh. No, perché ci guardano proprio cassa la telecamera, la leggi i commenti, nel budello, con mia manna. Non riesco a capire quando sono stati in linea, non è che mi interessa più tanto perché sacci la sempre stessi, però praticamente è una curiosità rango, non so quante persone stanno in linea, giusto per capire se siamo sempre gli stessi 30, se siamo pochi meno, se siamo pochi più, se siamo pochi più, che io faccio sapere un po' più cavallo italiano, così, fatemi sapere quanti ne siamo, così che, allora, si prende con me. Mattia sì, no, Fabri, io e Manuel non ci sappiamo proprio. Allora, sì, no, perché ha giusto un nome, ma detto, forse si conosce. Sassi Troise su RAS, o su gas, come dici, su RAS. Allora, sta, Giorgio Imbraia dice, c'è rossa è un'area da bocciare, c'è stato cazzo di giusto. Tanto per non cambiare questo commento deve essere presente in tutte le live, è vero, questo se un commento più è il commento, un capocannoniere dei commenti, infatti che sta con una rete porta, non fa niente più, il bello là da cosa mi pare Carmen che disse si sta scappando termosifone, stai perdendo l'acqua in due termosifone, questo era un po' più nuovo come commento. Mimuccio Napoli, grande Mimuccio Napoli, buonasera, Raffaella De Fazio, presto torno di nuovo a Napoli, ci fa piacere. Francesco Peruzzi, ciao, Mattia Silvio, Fabri, l'altro giorno sono passato a Via San Donato e a Giovenzato, io, Casticase Cerrone, è vero, Via San Donato abito io. Luciano Guarino, buonasera Fabri, grande Luciano Guarino, tu tieni un nome conosciuto, vabbè che sicuramente sei stato a qualche live, sicuramente a quest'anno, però forse siamo amici su Facebook, perciò mi dico. Luca Channel, come ti senti ad essere arrivato a 22.000 iscritti? Voglio, non per qualcosa che pare brutto da motivo, per me sono poco, perché più stiamo a 3 anni che ho fatto 22.000 iscritti non sono tantissimi, anche se uno non deve mai, per carità, lamentarsi, perché per carità comunque è un bel numero, però esiste gente che ce n'ha molti di più in più poco tempo, quindi alla fine gli iscritti non sono tanti secondo me. Non potessimo fare più, come da ci fa capire, io sto scascino, perché questo voglio no, so, ma aspetta, sono sempre a fare più iscritti del solito. Comunque, può essere che facciamo mano a mano, guarda, già dice. Stiamo preparando un paio di video molto tra cui, cioè, sono su che cazzo tutti i video che stiamo preparando, ma ce ne sta uno che non lo so, nutro delle aspettative per questo video perché ci stiamo facendo un mazzo tanto poco, oggi non è facile. Forse la già la di Bodo, lo sto mettendo un sacco di curiosità, però è un video veramente un microfono che ce la faccio, ma da dire, è difficile proprio, difficile, difficile. Perché poi capirete perché quando volete dici guarda si figli e buchi, perché veramente è una cosa proprio, mamma mia, già faccio giù. È quasi finito, però mamma mia, ha mettato sangue, secondo me ci hanno messo un mese per fare, è una cosa assurda, è una cosa assurda, infatti veramente, guarda. No, comunque siamo quasi alla fine. Allora, voglio aver giocato con Mendrost, si trova, adesso
tutto viene poca rete, purtroppo arriva una auspica i commenti. Lui commentate mo, la arriva nel stesso auspica. Non riesco a capire quando sono stato lì, mi faccio sapere Fizzi, sono curioso di saperlo, che non riesco a capire, ma che cosa strana. Forse già riavviano proprio sta pagina, c'è proprio faccio nuovi, faccio questi screenshot, ogni tanto mi faccio i cazzi, infatti ci riavviata la pagina se perché ah no, stanno qui con allora sta. Allora, Prism Speranza, ah, oh, quelli di nuovi spettatori, nuovo, cioè, Prism Speranza, grande, la prima live che seguo in diretta, ma Prism, veramente aspettato un mese di giugno per seguire la prima live, noi ci stiamo facendo già da tanto tempo, però va bene così, meglio tardi che mai, alla fine entri anche tu a far parte di questa grande famiglia della live, Lucia Andretta, sei grande Fabri, qui grande Lucia, Lucia pure tu non ho mai letto il tuo, ma Teresa, se tu quando nuovo, ma che è successo? Avete invitato, proprio invitate chi volete, per carità, ne siamo meglio. Comunque che tutto nuovo mi sto pure, mi sto proprio contento, cioè, anche se Vincenzo Marretta da Porto, che rimango passore, mamma mia, che proprio sì, non dovevo leggere questa cosa, però vanno certe formaggi formate che ci sia una poca sconfitta. Angelo, all'anima chi essere vecchia, all'anima, ma che teniamo veramente 5-6 femmine più sul genere, ma fai male parola, mannaggia, la capa di mannaggia, che te leggo pure, poi, io sono sempre leggo pure. Allora, Francesco, ah sì, ne siamo 28, ho visto, sì, sì, Nicola Monda, 32 persone, addirittura 32, stiamo sforando, allora, dai 30 a 32. Giorgio Embra dice, un computer più scemissima, serio, ma veramente, un computer mi si rispecchia un po' anche la mia personalità, è proprio fatta così, è una poco lente, una poco musce, no? Gaetano Black, mo sul trasuto ma ci penso qualcosa niente, saluti, non so, Giuseppe Pesta la merda, ho fatto la merda, faccio un breve riepilogo, ho fatto un computer, si è scassato, computer mio e quindi mo praticamente su computer mio, questo è stato quello che abbiamo parlato più o meno fino ad adesso, quindi non si pensa veramente. A Rocco viene più TV, l'audato delle 10 con la sua poesia, poco si cambia più, no, che si non si pensa, ho fatto un breve riassunto proprio veloce. Ah no, ho fatto che stanno dicendo che io mi faccio il lampo perché poi non è vero perché mi video solo con un balcone, questo è stato un argomento dei primi 10 minuti, ho dovuto difendermi per dire che praticamente non uso il lampo, solo con un balcone, no? Che mi vedo. E ancora c'è a mare, a me lui a mare, pure, dice però non può cazzo, alla fine, però cioè, volessi fare un bagno, però non ci fa lì, volessi già stare là, cioè, proprio il discorso vuole tipo teletrasporto, volessi premere un bottone e già sono a mare, già sono un costume, cosa, andare là, dice non può cazzo, mi preparare, con un costume, la parete, aspetta che non muove, perché ci fatta avanti, tutto si fatta così, asciugamano, porta da marina, no, aspetta, manca troppo di mesi a vita, umano, stiamo attaccando umano, vengo a spiaggia a Ruyama, a Milano è troppo lontano, è troppo vicino, la fede in merda, la stanno in medusa, la fa schifo, e deciderai di comunque già questa a mare, per dire la verità. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti. Adesso, tra poco rete, voglio purtroppo che commento non parte, no? Adesso, allora, Giocondo di Castro, ma Fabio ma lo conosci a Fari oppure gli Otobi? Fabi, sì, no, i nomi conosco, gli Otobi ma ci sono pochi video, Fabi non me la giocare questi video perché saccio che fa questi gameplay, ma a me non mi piace, cioè non è che mi piace, ancora non c'è mai un gameplay, non mi piace, perché è una cosa un po' più così, non è da me, a me piace vedere i scherzi, mi piace vedere, non so, i video comici, cosa così mi piace vedere un po' su YouTube, ma i game che gioco, come cazzo, sì, a me non mi piace. YouTube invece sì, perché che cazzo ogni tanto cioè, fa delle cose carine, parla vicino alla telecamera, dice guardiano che cazzo. Anche se ti dirò a me poi non è che mi fa proprio ridere, non è che mi fa proprio morire, faccio un po' di sente che oh, non sto per muovere un poco sopra proprio non lo so, va a finire che insomma, ma a me mi fa ridere, che poi dice, oh, sì, uno piace, piace. Adesso, Rosa A, anche io sono nuova, grande Rosa, veramente siamo contenti. Stasera parecchie femmine, Rosa A, Lucia Andretta, Miriam Ferrigno, voglio stasera stiamo, voglio stare, infatti che sono poco abbronzate, magari un po' così, come sono scusate ragazzi, quindi non si può, purtroppo per voi, mi dispiace,
Comunque, Domenico Grimaudo, Cero volevo ringraziarti e farti complimenti per il video spendi. Io e il mio amico la cantiamo sempre e morimmo di risate. Sì, questo grande Domenico. Spendi, sì. E spendi molto per Uperide, spendi, perché praticamente sta un mercato, no? Faccio mercato e quindi sarà una canzone che pubblicheremo spesso, perché poi però magari la prendi se viene a nessuno e non fu per oggi, come suo solito, diciamo, inizio calciomercato, sta cominciando a fare poco per oggi, no? Dati giugno, luglio, ci fa schiattare un po' bello buon video e comunque spendi soldi alla fine. I soldi però che ha guadagnato dalle vendite di qualche giocatore. Diciamo che spendi soldi che poi alla fine guadagni, fondamentalmente stacca solo caccia poco il nostro presidente, però comunque ci auguriamo che faccia una buona campagna acquisti. Giorgio Embra dice sì, ma tutti noi, ma qui la comandiamo noi. Vabbè, Giorgio Embra dice ovviamente ha fatto un po' di gelosia, diciamo, perché ovviamente siamo abituati oggi a avere gente nuova, perché siamo sempre stessi, veramente, lo dico con grande affetto, perché veramente sta live si mi prende, cioè, su 15 puntate sono sempre stessi, proprio io non so manco come facile, ma a me, che veramente parlo, però fondamentalmente dico, guarda, non so come fate a seguirmi per un'oretta così, e a me a piedi pubblica, pure ci sono, però noi per questo vi ringraziamo e vi vogliamo veramente molto molto bene. E ci piace fare live perché fondamentalmente è una cosa che cazzo, parlare solo tu in da stanzetta, innanzi a un computer, cioè in da stanza tua. È proprio una cosa che sembra stupida, però sul punto che la tua qualcuno sta sentendo, qualcuno sta vedendo, quindi mi sento un po' meno scemo quando faccio questa cosa qua, però non è facile, mi rendo conto. Comunque sì, siamo sempre la vecchia guardia, Giorgio Embratici, nessuno ci fermerà, però accogliamo anche le persone nuove che vogliono vedere un po' la live, quindi non possiamo mandarle via, per carità. Chi sta più? Manuel Sepe, c'era un emozionato, no, perché mi sto emozionando. Salvatore Di Lauro, ciao. Poi ciao Salvatore, tampo, Sasi Troise, ma c'è che sta Ren, Sasi, sicuramente sta Ren per qualcosa di passato, purtroppo arriva solo alla tua vita. Ciro Soer, Frank, che hanno un fondo Frank, perché ai miei commenti appendi sempre? No, Ciro, questo è il primo commento che credo abbia mandato, per questo io lo sto leggendo, quindi no, io cerco veramente di leggere sempre tutti i commenti perché non vorrei che si creassero situazioni che dopo ci hanno ammazzato, quindi non vorrei, pure perché sono sick, non è che sono tanto forte, mi abbiamo ammazzato, Ciro, quindi se ci limitiamo ammazzate evitiamo, appacifichiamo, l'uomo male perché vinceresti tutto probabilmente, poi non so, magari si sick pure tu ti chiamano quattro e bandiere, non lo so, questo non lo so, però fammi sapere come sia la tua stazza fisica e da lì in poi decideremo se si dice prima ci ammazzato o meno. Poi si spartava le cose, lascia stare un po'. Mi ritiro e mi scuso. Adesso 21:53, già invitato a Piettipool, se a questo momento è l'orario dell'invito di Piettipool, andiamo subito a invitarlo. Allora, quindi come si fa? Perché oggi sto invitando Tarantello, vedi tu, Tarantella. Ma Tarantello, come mangia famoso? Che non trovo la pagina là, poi si fa 5 commenti, ma vanno annanzi, quando vai senza snafo, ma perché sto prendendo una cosa, no? Vanno annanzi. Allora, no, lo cambio, ci sono. Ciao. Allora, scusate se guardo, guardo là, perché io stavo da casa, scusate, che guardo là perché c'è un monitor di là di là, ci facciamo il budello, pure la puoi spiegare qua. Però comunque, allora, vediamo a che tempo quello che si chiama, Francisco Super B, ci si manda una foto, no? Tu quando in coppa da come clicchi una foto, esce subito i nomi, dice a me gli altri il tuo nome, lo faccio il nome. Di solito computer intelligente, come scrivere per chi lo capisce, diciamo, che si sempre a chi mi no. Vabbè, comunque andiamo avanti. Il video silenzioso, no, ma che cazzo si video silenzioso? Ok, video pubblicato. Benissimo. Allora, però una barriera sta nel momento. Intanto sono arrivati 100.000 commenti, ci fa un attimo che voglio già fatto quando già c'era magari diciamo a Memmo lì, c'era la tua lì. Allora. Vincenzo Barretto fa una domanda molto buona, bravo. Cioè, come vanno le cose per i Pantellas e per i web? Allora, per i web manca Java, perché praticamente i web awards gli ho scritto, cioè, ma ci pure un po' appiccicato, perché magari credo che si sta vicino, però. Cioè, scusate, ma se posso sapere a quanti voti sto, per sfizi proprio.
E poi con me che per esempio come si dice, hanno votato delle persone che comunque tengono certi canali di merda, per esempio tengono 3 iscritti, tengono un video, ha visto un canale che hanno votato, che c'ha un video caricato, ma come si fa a votare uno che tenga un video? Cioè a me pare una cosa strana. Dice l'ha chiesto, loro hanno un po' vaneggiato, hanno un po' cagna di scopo. Poi alla fine dice, scusa, posso sapere io quanti voti ha avuto? E non mi hanno risposto. Allora hanno passato a scimmie in bocca, di quanto negativo, perché veramente come cioè anche quello che dico, ma rispondi, facendo sapere. Allora so, a me l'ha scimpato quel paura, quindi niente avrei fa niente, mi ha votato, fa niente, voglio niente, cioè, mi fa piacere che mi avete votato chi mi ha votato, al web, ci volevi, era una cosa che ci volevi, però purtroppo in questo caso una mappa di latrina, perché da fanno sapere niente, ma facessero sapere quanti votaggi ho avuto, allora diceva, poi giusto, ma non dicendo voto, non ci potevi, perché quello l'ultimo non ha potuto dicendo, per esempio, ma non me l'hanno fatto sapere, è stata una cosa un po' così, quindi alla fine. Invece per quanto riguarda il concorso dei Pandellas, allora, il concorso dei Pandellas dovrebbe finire questa sera. Noi praticamente abbiamo ricevuto tipo 350 mi piace sul video per 20 milioni di euro prendessi in culo, che era il video con il quale partecipavamo a questo concorso. Abbiamo ricevuto 350 mi piace e comunque attualmente, fino a stamattina, quando si è collegato, eravamo al primo posto. Se non sbaglio finisce oggi la ottava sessione, praticamente fosse si vince in questa sessione H andiamo in finale, poi in finale si va a rivotare. Quindi io vi ringrazio innanzitutto che mi ci avete votato perché probabilmente andiamo in finale, però non è ancora finita, perché poi in finale penso che non so se è un'altra sola votazione o se fanno semifinale e finale, non lo so, comunque si rivoterà, quindi io vi chiederò di rivotarmi di nuovo. E quindi sta in buono. Fino a mo' sta andando bene. Grazie per la domanda, Vincenzo Paretto, perché è una domanda molto prima scudate, quindi alla fine mi ha dato modo di rispondere a questa cosa. Bravo Vincenzo. Valerio Abbondante ci saluta. Valerio, buonasera. Valerio, tu mi hai scritto qualcosa su Facebook, io ancora lo devo leggere perché praticamente sono tornato a gimagnate e immagino si avvicina a parlare. Dopo lo leggo e ti rispondo. Io di solito rispondo sempre a tutti quanti, però stasera cioè, mo sono tornato, quindi non troppo, dopo ti rispondo. Mi hai scritto pure qualcosa di interessante, che hai visto il primo rigo, qualche idea, che hai avuto qualche idea e me la volevi me la volevi esporre, quindi ero male che ti rispondo. Luca Delandro, perché non organizziamo un raduno? Pure in mezzo alla piazza pariamo, pure se siamo solo 30. No, io un raduno voglio fare, solamente che non vi ho fatto sapere ancora nulla per quanto riguarda il raduno, perché praticamente Pitbull se ne ha dai e non so quando se ne va. Ma praticamente, orientativamente, se ne dovrebbe andare entro il non so se sono andati i 10 giugno, sono andati i 15 di giugno, queste date qua. Io la vorrei fare che ci sta pure lui, la verità, la vorrei fare che ci sta pure lui. Quindi la dovremmo fare verso tipo il 9, l'8. Non sono ancora sicuro un coppa dato, ecco perché non ve l'ho ancora detto, però penso che a breve, perché oggi è 2, quindi penso che a breve ve la fa sapere, e ve lo faremo sapere. Io spero anche domani, perché domani ci dico parò, quando entrerà lo dico proprio a lui e vedremo come poterci organizzare. Poi oggi pensare a Piazza del Plebiscito, ci vorrei alla parte centrale dove possiamo allora tutto quanto trovano facilità ad andare, oppure un po' lungomare, non lo so. Però voglio fare. Scusate se su fa un po' a scena come ma sono i singhiozzi che oggi mangiate, non mi voglio di mangiare. Allora, Giorgio Embra dice, c'era organizziamo una pizza in da cocco ristorante però pago tu. A fan bocca, no, penso proprio che sei una cosa che non mi puoi chiedere perché non è canale, quindi ti pago tu, Giorgio, se offri tu come sponsor di questo raduno noi accetteremo, ma io non posso proprio permettermi, sì, io ne faccio i soldi, magari che ne sai, ci facciamo un film, ti andiamo famoso, ma quindi proprio tu quanto, ma soprattutto voi 30 della live, e mi portano no a mangiare una pizza, cioè a fare direttamente un viaggio, proprio un viaggio proprio, cioè a fare tutto e 30 si faceva una cosa sorda in da vita nostra, chi lo sa se li faremo, pensi no, però sì, sta capità, poi questi 30 io mi ricorderò sicuramente di lui, vabbè, pure degli altri, però 30 è proprio meglio, che adesso non sparando voi, e mettevano un momento, dice, tutti i 22.000 iscritti vi offro una vacanza, perché sennò penso che pure si faccia i soldi a fondo, ma meglio 30, meglio 30. Allora, Michele Celiento, Cerrone, uè, Michele, sta a posto. La scuola infatti di Fabrizio, ti auguro di arrivare a 30 anni reciti. Grazie Pasquale. Stassi Troisi, c'è Roma alla fine,
qualcuno se voleva pigliare un culo per 20 milioni, ma io penso che qualcuno sì, penso che pigliassi sicuramente, ma pure anche per meno, perché fondamentalmente 20 milioni su assai. Valeria Abbondante, hai letto il mio messaggio di oggi? No, mo oggi risposto a sta cosa. Salvatore Romano, buonasera, grande Salvatore. Salvatore Romano che ci siamo incontrati oggi e mi ha raccontato quella cosa che praticamente ci voleva tutto il caffè e l'acqua e ci sono caduto un cuore. Mi dispiace, Salvatore, mi dispiace questa cosa qua che è successa, però ti ringrazio che ci volevi portare il caffè e l'acqua, perché è un gesto molto molto gentile. Antonio Luciano, adesso ti faccio guadagnare qualche spettatore. Antonio, quale problema? Stiamo qua. Rosa, grazie. Mio fratello si è innamorato di Spendi mentre ieri fece vedere il video del pappagallo a mamma e stiamo morendo risato. Sono contento, questo video del pappagallo è molto piaciuto perché parecchi voi lo dicono, quindi mi fa piacere, però tiene sempre 5.000 visualizzazioni, se capite questa storia, 6.000 più o meno. A tutti piace, a tutti fa ridere, però tiene 6.000 visualizzazioni, se capite questa storia. Ci sono i video più brutti, che non piacevano, poi nessuno diceva niente, e tengono di visualizzazioni. Oggigiorno invece se un video piace, è bello, e tutto a poco tiene solo 6.000 visualizzazioni. Questo è un fenomeno che ancora non vi ho spiegato, però andiamo avanti comunque. Fabrizio Best, bellissimo, questo è un bellissimo nome. Fabrizio Best, perché mi chiamo Fabrizio. Sono appena arrivato, ho perso molto, no, in diversi niente, Fabrizio. Fondamentalmente abbiamo parlato della bronzatura mia, lo computer che sei scassato, faccio un riepilogo, tu sto facendo a ti, ci hai fatto un allora, la bronzatura, il computer sei scassato. Ho fatto perché sono stati argomenti proprio primari, quando sono andati certi telecamere, caso mai dati la live che è registrato, quindi la pubblico qualche rumba fuori qualche a me, dati che sta registrato. Allora, Giorgio Brea dice, Sasi, secondo me stesso, non sto scendendo a scala di come la stessa salami su culo, ma anche i sani su culo. Nicola Monda, ce lo mi credi se dico che siamo a 35? No, non te credo, perché devi che siamo 29. Manuel Baldanzi, ciao grande, ciao Manuel, Giuseppe Pesta la merda, poi siete lunedì. Infatti sono 22 e 2 e Piette Polo ancora non c'è, mo siete venuti, ma poi magari nelle cuffie oggi e ti non stone le orecchie, quindi se entra per la prima volta entrerà senza stonarmi le orecchie, che c'è una bella cosa. Giuseppe Pesta la merda ancora, si connette lunedì sera, che sia bel tempo oppure bufera, in cerca della propria ispirazione a seguire la live di Cerrone, sperando che la pazienza tu non perda. È sempre lui, Giuseppe Pessa la merda. Oh, Giuseppe spaccato male, si teneva un effetto d'applauso, cosa da questa parte, ma merita un applauso veramente anche solo virtuale per questa bella poesia in rima baciata, brillante, allora, Giuseppe Pessa la merda si connette lunedì sera, che sia bel tempo oppure bufera, in cerca della propria ispirazione a seguire la live di Cerrone, sperando che la pazienza tu non perda, è sempre lui, Giuseppe Pessa la merda. Ma spacca, Ender stai facendo concorrenza a Piette Pullo, io dopo glielo dico, per caso mi organizziamo una bella sfida, una battaglia poetica. Lucia Andretta, grazie Fabio, è la prima live che hai ragione, ma sono una tua fan da sempre, adoro i tuoi video, li vedo tutti i giorni, tu e friend siete come, aspetta un attimo, siete come degli amici immaginari, tu mi piglia per scemo, no, non ti piglio per scemo, perché io ti capisco quando dici questa cosa degli amici immaginari, pure per me, voi siete degli amici immaginari, perché per esempio io non solo genere un nome Giuseppe Pestalamè, ma io non immagino Giuseppe Pestalamè, oppure pensare, mi immagino a Salvatore Bellini, immagino a Luca De Landro, mi immagino, perciò voglio fuori ad uno, perché a tutto cazzo vi immaginate, cioè vorrei anche vedervi, perché voi a me mi conoscete, cioè, mi conoscete nel senso che non la dite, ma sentite parlare, magari veramente come se mi conoscesse, invece di voi leggo soltanto i commenti, o leggo i nomi, e quindi non riesco a capire, cioè, non sono curioso anche di capire come siete. Quindi io ti capisco su questa cosa dell'amico immaginario, mi fa piacere, non me lo prendo come una cosa, un complimento. Allora, allora, Manuel Baldanzi, quanti anni hai? 31, Manuel, 31 anni. Cioè, no, sembra un po' più giovane, no? So, di solito mi dicono che pare che non tenga addirittura qualcuno ci parte nei 4 anni, magari un po' esagerato, però a me mi fa piacere perché 31 anni sono passati, sono voluto, guarda, c'è il messetto 31 anni, me ne sembra anche di meno, proprio fondamentalmente, quindi mi fa piacere quando mi dicono no, cioè, pare perché 24, 25, ma pure 27 a me mi dispiace, 31 pare proprio, comunque. Ciro Sawyer è il secondo, ti giuro, sei arrivato al mio commento e ti sono bloccati. Non ti picchierei mai e poi in stazza fisica mi hai visto in Cumana. Come da visto in Cumani, Ciro? Non mi ricordi di te, strana sta cosa.
strano, Ciro Sole ci siamo visti in Cumana, ma forse non so, ci mi aveva fatto ricordare, ora come ci aveva fatto vedere un po' a Facebook e collego, ma così non mi viene in mente. Quando ci siamo visti, come sapete, quando ci siamo visti, che magari collego con il tempo, sta cosa qua. Niente, per pure 22 5 con solo grande ritardo, ci sarà grande traffico di internet a casa sua, perché praticamente a casa sua, come già sapete, sono tutti collegati, tutti extracomunitari si collegano a casa sua, e quindi non riesce mai a collegare. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, voglio sapere un pezzo poco commentare, no? Che bello qua, certo che mi sono scattato male. Ah, ci stanno nostre regioni, non pezzo con la nostra, stessa. No, no, no. Cosa vogliamo, voglio sapere la sua situazione internetica. Quindi proprio a che punto sta. Fa sempre questo, fa sempre da tipo di ci crede che ha fatto l'internet. Secondo me ancora da scrivere la poesia, che tra l'altro questa sera io non so di quale argomento parli, non so proprio, di carità. Stasera non so, poi ci consigli gli argomenti prima di... però stasera non lo so. Vabbè, bello, fa la sorpresa pure a me. Allora, non lo so. Squilla. Come stanno di subito. E poi che ci torna però. Ottimo, frate, ma allora? Sempre i soliti problemi di... Ottimo, frate, ma fai sempre questo. No, poi ci stai te, ma ci muoviamo così che magari lo pochi presto. Ottimo! Ah, buon frate, ti attendo qui, ti attendo, ci siamo tutti qua con te, Giuseppe Pessalammerda e compagni, ci siamo, ottimo. Ma poi si può parlare l'argomento, che volevo diciamo, un assaggio di questa cosa. Ah, perché ancora la fa? Ah, no, perché Insigne è un bell'argomento, a me mi piace, perché è un argomento fresco, un argomento di ieri, quindi ci sta. Sì, babbo, allora Insigne, babbo, aspettarmi. Ciao, state bocciaccia. Vabbè, come avrete sentito sicuramente, la posizione si è sentito da Insigne. Noi ce l'avevi vista, però non pensavo che la facevamo in Coppa Insigne. Dici fuggito quando ci siamo messi prima, dici, ma fallo in Coppa Insigne. Il fatto che ieri è stato convocato Insigne, c'è stato un po' di movimento. E vabbè, la facevamo in Coppa Insigne, fallo in Coppa Insigne. Ma vediamo che dici, sono curioso se si riesce a collegare, perché non si allora, quindi non dico, ma solito commenti bloccati alla grande, proprio magari su Marocco commenti dici, ma non la gente quando adesso, adesso. Ah, Carmen Minerva aveva salutato, io non l'avevo salutato, grande Carmen, scusami, non avevo letto il tuo commento, ah no, ha salutato non solo a me, ha salutato tutto quanto, quindi una grande educazione Carmen Minerva che vi saluta tutti. Va bene, non mi dispiace ma si sbloccano i commenti veramente, non mi dispiace, boh, mo, ma lo riavviamo, faccio una schisola, prima addosso, fatti riavvia, Cameron, metto una paura quando mi sfrutto poi appena ci sono tutto siamo sbloccati i commenti, ma io proprio guarda, allora. Ah, poi Antonio Mennillo, ma ti fatti qualche canno? No, perché sembra che hai gli occhi rossi, ma non lo so se io computer mio. No, penso che il computer tuo, io immagino farci una canna, anche perché non fumo nemmeno le sigarette, quindi veramente non è possibile che mi faccia il canto. Diciamo, sta pure chi non fuma le sigarette, sta il canno, non ne so, non è di quello che fuma le sigarette, né di quello che fuma le canne. Ma ho inizi di fumare le sigarette tantissimo tempo fa, quindi mai canna mai mai fumato. Anzi, anche più che penso di canna, poi non so, non so come spiegarla questa esperienza. Comunque, qui sta pure ma dai cazzo, Fabri, vuoi sapere come sono fatto? Sì, vabbè, ma tu dal nome mi fai un poco paura la tua descrizione, ma dai cazzo, dopo posso fare un'idea di come si fa. Allora, allora Carmen Midebba, Fabri, se organizzassi un video con tutti i tuoi fans, ma guarda io che non ti nascondo che se ce la facciamo, tengo in mente una parodia dove, guarda, io vuol dire che poi sono fatti le corsi, io
io perché si dà sai, no? Non è che posso scrivere uno a uno, però scriverlo su Facebook che mi serviranno tantissime persone per fare questa prossima parodia, che io al 90% farò, perché tengo solo un problema che a Napoli si fa più, fatti la piette pure, dai, ma sempre piette pure per fare questa parodia. Però se lui ci sta, la facciamo, io scriverò, voglio venite a tale posto, tale giorno, tale ora, quando il chiuno si meglio è, femmine, maschio, ricchiuno, che cazzo, venivano pure i cani, portate a chiudere, è un video dove serve un sacco di gente, quindi sarebbe un'occasione bellissima per fare un video e lo famo tutto quanto. Quindi io spero di riuscirlo a fare, e spero, però da quando vuol dire da venire? Perché io sicuramente lo faremo tipo un sabato, una domenica, quindi poi non sapete scusi, no? Già a scuola, già a faticare, no, perché voglio fare 5 milioni, ma già da sta. Poi si faticare pure armi di sabato, allora ce l'ho fatto. Comunque, adesso Vincenzo Barretta, per quando arriverete, ah, certo su sboccati come la c'è la rete, perché l'ha già leggerto tu quando, allora, voglio leggere tu quando perché, adesso, allora, Ciro Soeri, io ti ho votato su Web Show Awards, è bello come scritto, Web Show Awards, scritto proprio così come si dice, Web Show Awards, no, ti ringrazio Ciro che mi hai votato, però da GT purtroppo è una storia che non si è capito come, ma veramente manda tutto cacchio, la verità, non ce l'ho eppure su Vendelas mi hai votato, e lì ti ringrazio, lì siamo ancora in corsa. Allora, Vincenzo Parretta, per quando arriveremo in finale, volantini per tutta pianura e dintorni, non ti preoccupare, vincerai tu, la meriti troppo, ti ringrazio, non lo so se la vendi perché ci stanno pure altri che hanno altri molto meritevoli, che hanno ricevuto moltissimi mi piace, moltissimi voti, comunque a me già si arrivasse in finale, già sarebbe una cosa buona, poi c'è la poi se arriviamo in finale trena se la capa di vincere, perché trena, però ci proviamo, noi ci proviamo. Che ma fanno video di Vandellas non sarebbe male. Vandellas su che cazzo, io non li seguo da parecchio, però all'inizio li seguivo. Come su quelli veramente su che cazzo, sono bravi. Sono del nord, nel senso che comunque faranno ridere più a gente del nord che a noi, a noi ci fanno, non so, a me fanno di più di Napoli, di Roma, mi fanno ridere più che ai siciliani. Però comunque loro sono molto, beh, molto soppicazzi, è una comicità abbastanza particolare, surreale, su guaglione in gamba, molto in gamba, più giovani tra l'altro, tecnici di te sono forti. Allora, allora, Carmen Mileva fa questa organizzazione, ah no, che agile, più ce ne conosco, adesso, Giorgio no, questo. Giorgio Imperatrice, ma se immagino una calamita diventa attraente, dopo che Giorgio mi fa, è una battuta che non lo so, dice anche fa schifo perché fa proprio bene. Ma cazzo la gente a fare sta battuta? Ma fatti una cosa in questo modo la gente. Ma dai cazzo, Fabio, vuoi sapere come sono fatto a Evere? Cioè, veramente queste battute si sprecano, questo sì. Gaetano Black, lo sai che mangiare merda fa bene ai timpani? Ah, bello, allora, ma io mi sono detto che se ne mangia merda perché fa bene ai timpani, cioè, io... Cazzo, commento pure tu. Cazzo, sufficiente, si immagina aspettando. Giorgio Belli dice, c'ero sbagliato a leggere, a scritto te l'ho messo in culo in umana. Ma che schifo, è rimasta da sboccato, non passi live, però, eh. Io leggo pure, ma io leggo perché va che sicuri dopo me leggo, tanto mica di solito se non siamo sboccati, però voi si dice, state, no? Ci lo so, c'ero, stavo a Trincia e ci siamo visti andando a Soccavo, stavi con Pietro Pullo e ti dissi che il video del pappagallo, no? Aveva spaccato. Ah, Ciro, ma lui si è messo poco tempo fa, si è messo poco tempo fa. E sai che mi ricordo, a me il capo è merda da tempo, da comando l'ho visto. Non mi ricordo, Gianna mi ricordo, ma salva sta bomba, non mi ricordo, mi ricordo. Stava in merda che tenga mai, boh. No, Ciro, c'era la fotografia, l'ho come fatto il famosissimo, non mi c'è ricordo. Carmen Mineva, Giorgio sì, attrai i cancelli, brava Carmen, brava Carmen. Questo è riferito alla battuta di Giorgio Bradice che aveva detto che se si ingoiava una calamita era molto più attraente. Io l'avevo risposto Carmen, però tu hai risposto a tono. Miriam Ferrigno virtualmente dimostri l'età di un adolescente e poi dal vivo ti rendi conto che in realtà si invecchia e tiene il ruglie, il ruga, questo è con affetto parlando, infatti Miriam Ferrigno che mi conosce da vicino, ha detto che da live sembra che io non so, che io sono la faccia più giovane, e invece quando mi ravvicino tengono pochi ruga, no? Non so se si vedono, no? Provo a farle vedere così che vedete pure voi.
sono rughe tipo di espressione, quindi si faccia così, no? Si fanno i rughe qua, no? E tengo questi rughe qua, effettivamente. Allora quando poi sono rilassato, si vedono un po', però mi passa manco poco cazzo, perché effettivamente tengo 31 anni e tengo i rughe, cioè, poi tengo, e poi chi mi muovo sempre, sto sempre così, o come solo in dall'altro, così. Allora provando cacca, così, e quindi si fanno queste rughe così, è una cosa normale. Comunque fa piacere che a sta webcam per fare canne e tecniche, però me ne fotto così e tecniche, non mi interessa. Non mi interessa, ma non me ne fotto, se fosse femmina mi interessassero, se fosse femmina ma sarebbe un po' più tragica la cosa, secondo me le donne lo accettano di me, invece l'uomo ne passa anche un po' cazzo, tu. Mi più altro mi dispiace, il fatto che per esempio i perdere i capelli, quella cosa che mi dispiace, da poco mi sto perdendo, quello mi dispiace un po'. I capelli a me è una questione, dopo no, me ne porto, dopo che pure si perde i capelli, cioè tutti perderli, pure si fa quanti anni, proprio perché mi piacciono i signori che tengono più i capelli bianchi, no? Abbronzati, pizzetti anche, no? Quelli diritti che pare tipo uno stromo, sai, le cose là. Tipo Sean Connery, sai, che cosa mi sta dicendo a Sean Connery quando faccio questo, mi sta dicendo così. Un uomo, capito, che l'uomo attraente, l'uomo così. Comunque questo è un sogno mio, e spero che in perdere i capelli non si può fare più, perché poi, ovviamente. Però se mi sta mettendo parrucchino molto bianco direttamente. Vabbè, ci si usa, andiamo avanti. No, visto come si sbloccata una lavoro. E vabbè, andiamo avanti, ugualmente. 22 e 16, troppo più tempo stanno proprio sforando col tempo. Io spero che ce la faccia a entrare, perlomeno per dirci la sua poesia, ma purtroppo poi più tempo non ce la faccio, ormai la casa sono diventata troppo un intasamento di linee, quindi Gesù il misericordioso non c'è più, era colui che ci portava la fortuna a livello di AIDS, ADSL, e quindi ce la dovremo cavare un po' così, un po' a mazzo. Adesso. Comunque stasera oggi c'è una cosa, voglio aprire una parentesi. Stasera oggi ci stava in telefono, pozzo dice, prima non me lo volevo dire, perché se io dico a finanziare una live, la penso che alcuni già lo sanno. Stasera ci stava una notte da leone, che è un film bellissimo, prima l'ha visto lei, no? Però poi fa capire, no? Quanto più piacere ho di stare qua a parlare con voi come il mongoloide, annanzi a un computer, solo in casa senza me, che vedere quel film Una notte da leone che mi piace tantissimo. Ma secondo me Bebo sono fumetto quando da 26 passa a bindere perché qua sono per un film. Comunque questo è per veramente per fare capire come fai piacere di parlare, è una cosa molto, che dico sempre, colgo sempre l'occasione di dire che è una cosa molto carina quando arrivi nei commenti, poi quando non arrivi nei commenti purtroppo diventa poco antipatico perché ci cagisci e va bene così. E va bene così. Poi sblocco, bello bussare 20 minuti a questi che tipo che leggo tu, secondo me. Allora, e niente, sono rimaste anche due pazzi cose, ma di fatto qualche canna, sembra che gli occhi rossini qua sono rimasti con me, troppo un po' tragica la cosa. Oggi ci fa un commento là da rete, niente. Oppure no, ma ho riabbinato da ci capita già su fatturare e riabbiamo, perché quando è buono, niente, ho già qualche volta, riabbia, non fa paura che riabbiava, c'è bello buono, si fa una certa schermata nera e poi ti appaiono dei video sulla destra, posto dei commenti. Allora, però vedi, se faccio parte parte nei commenti, è vero. Che si può sostituire, ci capita la 16ª live. Allora, ci sta pure Ale Falco, voi grandi Ale Falco, si può tardissimo, eh? Il commentatore non curante, grandissimo, che ha commentato, però secondo me già c'era. Allora, andiamo a leggere i commenti nuovi. Ah, Salvatore Di Lauro dice che bello Lorenzo ai mondiali, che ne pensi? Non fa piacere l'insigne, però ho detto fra di noi, non so perché, non mi attaccare, perché a me Insigne mi piace come giocatore, però non è che mi fa impazzire, a me Insigne non è che mi fa impazzire, però in quest'Italia ci sta pure buono come Insigne, perché alla fine l'Italia non è che purtroppo non mi sembra una squadra proprio competitiva, anche se vi dirò, io tifo molto per l'Italia, ma per che ho fatto un'aula, uno è napoletana, ho fatto un'aula, di cose la nostra nazionale è Napoli, no, io tifo pure per l'Italia, perché quando ero piccino i mondiali me li sono sempre visti con grande passione, da quando ero piccolo che un magno dei miei Ciao ragazzi! grande Pitbull che entra, anche se non c'ho le cuffie, comunque entra sempre bello sparato e mi fa sempre zumba. Ci sei? Ci sono, mi senti? Sì, lo senti, senti, sono contento che sei riuscito a trasirare, questo un po' speranze. No, c'ero quasi, però purtroppo il mio computer all'improvviso si spegne, quindi devo riaccenderlo e un po' con un casino. Ci ho Oh. messo un po' di tempo in più. Tutto Guarda, a posto? manca a farlo apposta, stiamo parlando in insigne, stiamo parlando, e manca a farlo apposta, due parti, poi si può fare insigne, ma proprio mo stiamo parlando in insigne.
quindi cogliere l'occasione, anche se comunque la devo cogliere per forza perché sono le 22:20 e quindi c'è poco tempo. Quindi io partirei subito con la tua poesia. Ci sono. Vai. C'è sta poca fa, un napolitano, re mondiale, non è che se ne porta assai, ma è capace di tenere orecchie appezzate con parole convocate. Rossi se ne è chiuso, è insigne e trasuto. Orgoglio napoletano, non solo per la squadra, ma per dove è nato sto cristiano. Il problema non è nato. Cassano, Immobile e Balotelli sono i preferiti prandelli. E sa fa che insigne si fa panchino. Mister, fallo giocare e fa poca latrina. Ottimo. Bravo, cioè questo finale così come piace a me con la parolaccia, mi piace molto, mi piace molto. È Un po' con lungo, la parolaccia, un po' con la parolaccia. Ma a me piace, sai che a me parole, no? Io non sono di certo Domidò, che noi conosciamo bene, un finto perbenista, io sono uno che a me piace molto la parolaccia, la dico spesso, tranquillamente, perché la Sì, parolaccia è poco. Poco diciamo che, bello. diciamo che questa poesia è un po' la realtà delle cose, no? Un po' della realtà che si parla del tifoso che non è che è proprio attento a quanto riguarda l'Italia in generale, ma tanto quanto comunque è sempre un piacere vedere qualche giocatore napoletano della squadra del Napoli, ancora di più se è proprio di Napoli, vedere che fa parte dell'Italia, è l'unico modo per prenderci un po' di più e appassionarci a questa stagione dei mondiali. Quindi io No, ho racchiuso un po' il pensiero di un napoletano che più o meno è quello e ecco qua, l'ho messo pubblico. sì, no, hai fatto bene, una bella poesia, un po' lunghetta rispetto alle tue classiche, però è comunque bella, mi piace. Anche se ti dirò, a me mi fa piacere che sta Lorenzo, che come si chiama, Insigne Mondiale, mi fa piacere comunque, ma mi fa piacere proprio che stanno nei mondiali, lo stai dicendo, perché a me mi piace l'Italia, io ad esempio ti fate con l'Italia, anche se stanno fanno proprio schifo, non so che fine facci, però a me mi fa piacere se l'Italia va avanti, si vince un mondiale, mi dai capire una No, no, cosa. io parlo dei tifosi, i Ah, di tifosi no, un po' a Napoli, un po' a così, un po' schifate l'Italia, vedo, leggo, sento in giro, no, proprio, ma diciamo che il tifoso in generale, diciamo, non è che gli piace tanto guardare, secondo me, a parere mio, i giocatori, per esempio, un tifoso napoletano che deve vedere che la difesa dell'Italia è composta da juventini, da giocatori juventini, non è che come si dice, si gasa di questa cosa. Purtroppo, secondo me, purtroppo, perché poi il calcio è bello giocato così. Però il tifoso vero e proprio ha queste cose, no? no, come l'ha schizzato perché comunque non c'era capito. Ma che ti fa per Spagna, ma che ti fa? Beh, ci stanno per esempio, vedi, a questi contesti così di squadre mondiali, ci sta chi simpatizza per esempio per la squadra più scarsa, no? Che a questo punto potesse essere pure l'Italia, nessuno lo mette in dubbio. Però per esempio sarebbe bello vedere vincere, che ne so, una squadra che ne sai, chi ci sta? Costa Rica, esiste? Chi Ah, c'è? può stare che esagerato perché invece manca Waller, costa, però come Però detto, sarebbe bello simpatizzare e vedere che in finale ci va una nazione che diciamo che ha scordato Europa da terra, no? Sul punto di vista calcistico. È sempre bello, si può simpatizzare anche per le squadre più no, scarse. ma io per esempio simpatizzo sempre queste squadre, tipo le squadre africane, squadre Ecco, scarse, bravo. simpatizzo per squadre scarse, sono sempre stato così. Però ovviamente, sì, come da ci fa capire, un po' Solo nei mondiali succede questo, eh. no, ma a parte che se fosse Seccaini non posso cioè, simpatizzo con la di squadra, però non mi auguro, come certi invece fanno, che l'Italia perda addirittura, cioè non mi auguro, non è una riga, se l'Italia perde non è un po' carino, perché quando ci faccio. Però intanto come fa quello che è la squadra, non è che, cioè oddio, boh, io avessi convocato a Cocco, comunque a Buia su discorso calcistico, non vuoi stare perché sono a punto. Comunque io, per farti capire soltanto che comunque mi fa piacere se l'Italia va innanzi, questo è quanto, al di là di Insigne e non di Insigne. Eh, Sì, sì, sì. Comunque, vabbè, non ci dimentichiamo di ricordare, voglio che questa poesia di Pietepullo che appena avete sentito ora, la troverete, ma voi già lo sapete, sulla pagina Francesco, quindi la troverete, se avete sentito la voto, è meglio che la sentite non fa la pagina Francesco. E questo è quanto. Io Quindi, purtroppo non leggo i commenti, però sarei curioso di sapere cosa ne pensano di questa sì, poesia. lo faccio sapere io, non ti preoccupare, si parte nei commenti, lo faccio sì, visto il caso di Viecce, aspetta, no, no, sto già di cosa, aspetta, no, già, oggi capita finalmente, quando ci capito come sanno a leggere i commenti, una volta per sempre, ma già li avvia con quella freccetta ogni tanto, li avvia con quella freccia, può essere che lei, ma ci faccio sapere subito se è piaciuto. Ma perché io non c'ho proprio la... Ti salutano tutti quanti, ti Di saluto. cambio, ciao ragazzi, ciao a tutti.
ciao petto di pollo, grande, grande per TV, Franci per TV, oh, Sazzi guarda per TV, quindi ti salutano tutti quanti, però un po' poi sì, a Gicia Non c'è proprio niente. no, 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 non leggo, non esce, c'è che leggi, cioè, no, vabbè, ma io penso sì, sento delle risate, cioè vedo, no, sento, no, perché però leggo delle risate, quindi penso che sia piaciuta. Allora, vogliamo vedere. Ok, noi per esempio subito Giorgio Embrati è partito né italiano né europeo dal 1926 parte europeo. Questo per esempio è un Vedi? pensiero che io non condivido, perché io quando sono napolitano ma da credere, per voi ci parlo solo napolitano, cioè, si parla poco italiano, ma in Italia si parla sempre, ma sente napolitano, però a livello nazionale ci c'è da No, ma simpatizia. io, perdonami se ti interrompo, ma io perciò ci ho messo dentro quella frase detta orgoglio napoletano non solo per la squadra ma per dove è nato questo Cristiano, perché alla fine vedi è un orgoglio proprio che lui è di Napoli e rappresenta diciamo un po' la nazionale italiana, pur a prescindere dalla squadra, ma per quanto riguarda la provenienza di questa persona. Sì, sì, vabbè, ovviamente, no, fa piacere che vogliono in auto, non che va in Brasile a fine mondiale. Ma no, questo è un pensiero misto, è un pensiero in generale, se dicono fatto che a me mi fa piacere, non vi posso, allora, non riesco ad augurarmi il male della nazionale italiana, è come dicevo, cioè si vince, ma mi sfasci, non ci capisci, Cioè, è una cosa bella, questo volevo dire. Comunque niente, non lo so, cambiamo discorso, vabbè che siamo quasi alla fine fase conclusiva. della fase conclusiva. E niente, volessi dire qualcosa tu perché qua veramente parlo un'ora, poi ti faccio cacciare il Sì, 15 no, secondi. ragazzi, volevo dirvi, ultimamente stiamo prendendo questi tipi per strada che ci fanno dei saluti a Frank e Cerrone che sono una cosa fantastica. Sono veramente divertenti, ma a me mi fanno morire quando, proprio quando lo dicono, mi fanno proprio divertire proprio. E niente, noi li pubblichiamo sulla pagina Facebook, li pubblichiamo sulla pagina Facebook e stiamo scrivendo, proviamo a fare questo gioco, piuttosto che mettere mi piace, cerchiamo di condividere. Perché questo? Perché magari qualche amico vostro potrebbe andarsi a fare un giro e appassionarsi come lo siete voi al canale di Frank e Cerrone che comunque si cerca di far ridere le persone. Quindi ecco, questo sto dicendo, se prossimamente vedrete ancora questi video fatti in modo comici che sono naturali proprio, è proprio una cosa naturale, proprio loro dicono un saluto a Franco e Cerrone, a Ciro e Cerrone, è capitato che hai pure a Ciro e Cerrone, come no? Sono capitati tutti? Nel caso condividetele queste cose, così magari qualche vostro amico si va a fare un giro, si va a fare due risate, tutto qua. No, ma Poi per il stanno, resto sempre i numeri uno, numeri uno. sì, no, ma stanno condividendo questi video, infatti sto vedendo, mi fa piacere. Ma pure perché ci faccio conoscere qualcuno, magari si iscrive al canale, se vede i video, e a noi ci fa piacere. Da qualche Comunque, amico loro, è sempre bello far ridere le persone. comunque stanno dicendo Paella, Prisma Speranza, stanno dicendo bella poesia, sta pure Vigilia, infatti ho visto a Vigilia, ma che stai scritto è segnalato come spam, non mi fa vedere certi commenti vostri, ha detto sta scritto è segnalato come spam. Vigilia la leggo solo ora, infatti mi pare strano che ci sia il libro. Ciao Comunque, Virginia! comunque ti è piaciuta molto la tua poesia, io vedo commenti molto positivi, quindi è piaciuta. Qualcuno diceva io, secondo me la squadra del sarà il Belgio, magari come stai facendo? Stai facendo? Rock Guarda, dove si mangiano i biscotti, si devono i biscotti. Comunque dai, ci siamo, va. Sì, per TV, fai un bello saluto a tutti quanti perché siamo quasi alla, cioè alla siamo conclusione. il tempo è Ragazzi, io purtroppo non riesco a vedere chi è che è in linea, chi è che sta scrivendo, chi è che sta seguendo la live. Comunque, in tutti i modi, io vi saluto tutti. Grazie sempre per essere presenti a questa live. Siete sempre i numeri uno, sempre nel mondo. Volevo salutare tutti quanti proprio, proprio una cattura. tutti quanti proprio. Non so pure chi ci manca. Voglio salutare pure a chi ci manca, pure chi non ci sta. Tutti quanti. Ma tanto qua, stasera tanto quanti, sì, ma un po' nel finale se ne vanno un po' via, però hanno ragione, poi stasera è un bello film, quindi siamo una notte da leoni, quindi Ci veramente sta, hanno ci sta. ragione. Va buonissimo, poi Giulia, ci sentiamo, ci vediamo alla prossima live, lunedì sempre, come sempre alle 21:30 su questo canale, Oh, e niente, oggi cioè, speriamo, dai, vabbè, comunque stiamo cacciando un paio di video, stiamo facendo, io vi tengo sempre aggiornati, stiamo cercando di fare un paio di video che fra poco vi faremo vedere su che cazzo assai, da quindi non perdere.
quando escono, voglio dire una cosa, se vi piacciono, condivideteli, mannaggia la capa vostra, perché sennò voglio veramente ci incazzare. A me ha buscato, vabbè, perché pure che chiudo con questa cosa aggressiva, vabbè. Voglio, sto paziendo, voglio per tua. No, un bacione, ci sentiamo, ok? Ci vediamo lunedì. Ah, Ciao, volete la ragazzi. positività pure, un po' a Frank mi raccomando. Vabbè. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Miau.